Amaro pareggio del Mantova contro la Giacomense nella prima giornata di campionato. In vantaggio per 3-1 dopo appena un quarto d'ora, i biancorossi calano nella ripresa e vengono puniti da una rete ad 1 minuto dal termine. Finisce in parità 3-3 il match di debutto del Mantova in Lega Pro seconda divisione. Avanti per 3-1 dopo appena un quarto d'ora, il Mantova subisce il ritorno della Giacomense che pareggia ad 1 minuto dal termine. Nicola Antonietti. Al debutto in campionato il Mantova fa le pentole ma non i coperchi. Ancora una volta deve masticare amaro per un risultato che sfugge negli ultimi minuti di gara. Peccato davvero perché le cose si erano messe molto bene. Il primo quarto d'ora giocato dai biancorossi lasciava presagire una giornata trionfale. Mister Graziani piazza Girelli in coppia con Zaninelli al centro della difesa, conferma Bersi a centrocampo e dopo soli 4 minuti può esultare per il bellissimo gol di Capitan Spinale che capitalizza con una precisa volée una bella iniziativa di Del Sante. Il bomber biancorosso, recuperato in extremis per il debutto contro la Giacomense, appare tutt'altro che giù di forma e dopo il pareggio dei grigiorossi ferraresi, realizzato da Sirri su azione di calcio d'angolo, è bravo a raccogliere un cross teso e perfetto di Stefano Franchi, incornando di prepotenza sotto gli occhi della curva T. Il cuore del tifo biancorosso esplode poi 2 minuti dopo, quando il numero 9 del Mantova ruba abilmente palla alla difesa della Giacomense e con un preciso diagonale infila il pallone del 3-1. Partita in discesa? Parrebbe di sì, e Franchi ci prova subito a mettere in cassaforte il risultato, trovando sulla sua strada l'estremo difensore ospite Pavanello, ma a 5 minuti dal riposo è Tabanelli a riaprire l'incontro con una punizione all'incrocio dei pali. Lo stesso Tabanelli prova subito a spaventare i biancorossi che, malgrado gli ingressi di Vignali, Caruso e Cinque, arretrano vistosamente il baricentro del loro gioco. E quando manca 1 minuto al 90°, ecco arrivare la zuccata di Dal Rio che vale il 3-3 finale. Ancora una volta i minuti conclusivi non sorridono ai biancorossi, ma forse è solo un problema di tenuta. Penso che l'episodio chiave, quello che ha fatto svoltare la partita, è stata la punizione inventata del loro secondo gol, dove un mio giocatore ha preso una palla pulita, l'arbitro l'ha vista così, perché se ne andiamo fra il primo e il secondo tempo dentro lo spogliatoio sul 3-1 la vedo difficile. In questo momento qui io ho 6 o 7 giocatori che io devo ringraziare pubblicamente perché giocano, perché sono al limite, chi viene dall'infortunio, chi viene da... e quindi so che in un certo momento della partita noi soffriamo queste situazioni. E mister Archimede Graziani sarà ospite questa sera della nostra trasmissione Tribù Biancorossa condotta da Nicola Antonietti. A partire dalle 22 sarà possibile rivedere i gol di Mantova Giacomense e le interviste raccolte a fine gara. In studio anche Gianni Veronesi.